Io sono Marta Manconi, sono la referente dello stagno per il consorzio Andalas di Amistade che gestisce lo stagno dal 2011. Nel 2009 il Comune di Sorso ha portato avanti un'opera di bonifica dello stagno di Platamona, che era una discarica a cielo aperto, e dal 2011 Andalas di Amistade si occupa della manutenzione del verde attraverso gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e dell'educazione ambientale. Da quest'anno la realtà è stata aperta, la gestione è stata aperta alla realtà del territorio, associazioni e varie agenzie proprio che si occupano di turismo sostenibile e di animazione sociale. Una di queste associazioni è A Tutto Tondo, che sarà il motore dello stagno nel coinvolgimento degli attori del territorio, e qua c'è appunto Sara Barruzzino. Certo. Io sono Sara Barozzino, sono la legale rappresentante di A Tutto Tondo. Di cosa ci occupiamo? Coordineremo questa bella rete che stanno cercando di creare da Andalas di Amistade sulla gestione dello stagno, c'è anche Matilda. Ci occuperemo di ravvivare un po' lo stagno con attività educative e legate soprattutto alla sostenibilità dell'ambiente. Quindi seguiteci, abbiamo anche il sito web, quindi non manca. C'è platamona.org. E a breve partiremo con la raccolta delle lettere di Babbo Natale sostenibili, naturalmente, e quindi crediamo più o meno intorno al 6 di dicembre, che è anche festa a Sassari perché è il patrono, di raggruppare il maggior numero di bambini e far costruire degli alberelli con i rami secchi del ginepreto e far spedire la letterina a Babbo Natale, perché no?